Eder. Mech. Pallister. Ovviamente questo non significa essere colpevoli, però nel 2022 scoprimmo che un parente di Sebastiano allevava api, faceva il miele, aveva a che fare col polline e presso questo parente a quanto pare aveva lavorato o lavoricchiato Pier Giorgio. La sera in cui Pier Giorgio resta in avaria impantanato con la sua auto, questo parente che fa il miele, che quindi Pier Giorgio conosce, si trova a circa 2 chilometri dalla sua posizione, ma Pier Giorgio per ragioni misteriose chiama Sebastiano che invece è lontanissimo dal figlio. Una tale dinamica sembra sicuramente celare qualcosa di oscuro. Claudio, che tu sappia, esiste questo parente che fa il miele? O ce lo stiamo sognando? No, non è immaginazione perché è stato detto già da Eder McPallister, un youtuber di Como già nel 22, per cui praticamente quasi 2 anni fa, lui già aveva notato che qualche parente di Visintin è apicoltore ed è che potrebbe avere, chiamiamoli macchinari o comunque aggeggi di questo tipo, già 2 anni fa, per capirci. Eh sì, quindi Sebastiano ha parenti che hanno a che fare con api, miele e polline. Detto da lui. Alle ore 19 di quel 30 dicembre, con Liliana ancora scomparsa, Visintin ha ricevuto una telefonata da questo parente che abita nell'Isontino alle 19, la durata è durata 6 minuti. Basta prendere una delle copie delle telefonate, cioè praticamente i fascicoli telefonici che denotano tutte le nostre telefonate, che sono nel faldone in ultima analisi. Il famoso faldone contiene anche questo e si trova la telefonata che Visintin riceve dal parente alle ore 19 del 30 dicembre. E il cugino che si occupa di miele, polline e api tornerà nella vita di Sebastiano anche quel famoso giorno in cui Pier Giorgio si impantana e Sebastiano cercherà una corda anche a 200 km da casa sua. Solo poche ore dopo Sebastiano riceve quella famosa telefonata dal figlio che è rimasto impantanato, cercava una corda da Gabriele Sebastiano e si è precipitato a tirare fuori da dove era il figlio ed era più o meno in quella zona, se vogliamo. Esatto, le celle telefoniche ricostruiscono che Pier Giorgio si trova a solo 2 chilometri dal cugino che ha a che fare con api, polline e miele. La famosa richiesta della corda ad Arturo rimane uno dei punti più misteriosi di tutta la vicenda di Liliana Resinovic. Lui ha dichiarato dopo, a posteriori, che lo chiamava esclusivamente per avvertirlo dell'accaduto, non per chiedere, se vogliamo, la corda. È idiota chiedere una corda a 100 km di distanza. Quel che resta certo è che Sebastiano era molto distante dal punto in cui il figlio Pier Giorgio aveva avuto quel problema quella sera. Una buona cinquantina di chilometri comunque, mentre aveva a pochi chilometri il parente di cui si parla, per esempio, e altre conoscenze nell'Isontino fra amici, eccetera. È un poco strano che va a cercare una corda a 50 km di distanza o addirittura a 100 se li ha a pochi chilometri. Un poco illogico. Questi sono fatti però, sono dubbi ma fatti. Secondo Sebastiano Liliana voleva essere cremata, quindi era inutile comprare una bara costosa e lui sembra averne comprata una di seconda mano morta. Eppure Liliana di voler essere cremata non l'ha mai detto né a Sergio né ad altri amici o amiche. Claudio invece a te l'ha detto? Mai sentito questa cosa da lei, non ne abbiamo mai parlato. Ultimamente Sebastiano si è dato alla latitanza anche con i suoi storici amici di quarto grado, non fa altro che chiedere rispetto a Liliana come se volesse essere rispettato da lei e non per Liliana. Ma con questo atteggiamento cosa vorrà mai dirci? Non lo so, non so di quale rispetto parla, però io considero che non ho mancato di rispetto a quello che poteva essere il pensiero di Liliana, perché lei, e questo l'ho detto già 100 volte, non vedeva l'ora che noi tornassimo da quel famoso weekend in Croazia, appunto, lei si stabiliva a casa mia e lei non vedeva l'ora di poter dire della nostra storia ai parenti tutti, agli amici più cari, eccetera, cioè pubblicizzarla, cosa che non sapeva quasi nessuno praticamente. Questa è la realtà. La mancanza di rispetto non so dov'è.
Fino a qualche giorno fa i fenomeni dei vari programmi televisivi sostenevano che sul corpo di Liliana non vi fossero segni di colluttazione, invece stanno emergendo sempre più cose, adesso sembra quasi che sia stata lanciata da un aereo di linea a piena quota. Ormai non è che si parla di un alterco o colluttazione, qua si parla proprio di un'aggressione secondo il mio punto di vista, perché una colluttazione vuol dire che due si picchiano, ma io credo che lei è stata presa fra l'altro alla sprovvista, quindi proprio è un'aggressione violenta, voluta, come il GIP ha indicato, che si conclude con omicidio volontario. Ecco, però quello che vorrei, almeno il mio pensiero, esprimere è che i gradi 4, 5, 7 del boschetto ormai non servono più nulla, perché è stato ormai, penso ormai largamente dimostrato che lì il corpo 21 giorni non avrebbe potuto rimanere. Quindi quello che io vorrei far capire alle persone è che questa aggressione non è stata fatta nel boschetto, ma sicuramente in un altro posto, e io credo neanche lontano dal rione. C'è stata magari una discussione, in effetti, però lei dopo si trova aggredita senza perché, senza ma. Cioè, a un dato momento il corpo viene e muore, e purtroppo io lo dico suicidata, e l'hanno suicidata dopo averla ben pestata, perché a sto punto quasi non voglio neanche sapere, quando la dottoressa Cattaneo consegnerà la relazione, cosa troveremo ancora di altro. E quindi quello che non comprendo, dico la verità, è a questi 3 anni perché queste, diciamo, echimosi, tumefazioni e via di seguito sono state così superficialmente tralasciate. Spero che finalmente ci siano, diciamo, cose che secondo me esistono già, forse non sono state ben viste, non sono state ben valutate, però il faldone e le cose parlano chiaro, parliamo delle perizie informatiche, parliamo della GoPro, ci sono elementi che secondo me non possiamo considerarli come nulla fosse. Quindi, cioè, io anche quando avrete piacere indifferente vorrei ricostruire un po' l'uscita di Lili. Non è tanto difficile capire che questa persona, dopo aver buttato l'immondizia, guardato dentro nella borsetta, dopo 200 metri circa che passa la fruttivendola che dice di averla vista e probabilmente così, sparisce, cioè si volatilizza. Non è che dici l'ho vista nel bus, l'ha vista, cioè non esiste più. Lilli dopo un minuto, le ripeto, era 1 minuto e 50 davanti a me, mi è venuta crisi di coscienza a me di non essere riuscita in qualche modo, però a parte tutto io manco sapevo che lei era davanti a me. Io in effetti ero 3 minuti indietro, però Lilli quando butta l'immondizia perde praticamente 1 minuto e quindi io recupero e diventiamo 1 minuto e 50. Avremmo dovuto fare un percorso che fra l'altro avremmo dovuto fare lo stesso percorso, perché lei andando alla Wind procedeva per la strada principale, io ho fatto la stessa strada andando poi ancora avanti per andare in palestra. 100 metri sicuramente l'avrei raggiunta e magari si andava a bere un caffè e finiva là, perché nessuna delle due avrebbe saputo nulla. Io sono ancora, queste nuove notizie appunto mi lasciano veramente, mi fanno star male, perché praticamente esce che mia sorella è stata bastonata forte, cosa che io già immaginavo ma non a questi livelli. Tra l'altro quello che invece non riesco a capire è come mai appunto voleva essere che tutto passasse come suicidio. Ho sempre avuto problemi col mio, diciamo, ex cognato, perché non so come definirlo, dai primi giorni che io gli chiedevo andiamo a cercarla, vediamo, e lui sempre negava, aspettiamo, finché dopo appunto anche persino ha detto io ho l'alibi perfetto. Ma che? Ci sono molti aneddoti che potresti narrare su Sebastiano, per esempio raccontane uno. Era di venerdì, ci sentivamo ogni giorno da martedì pomeriggio, mercoledì, il giorno della scomparsa, io lavoravo in quei giorni e sempre perché pensavo che mia sorella fosse nascosta da qualche parte a seguito di un litigio, non lo so. E niente, e allora mi chiama e mi fa,
che vuole parlare con me. Ho detto va bene, ho detto finisco di lavorare, ci vediamo. Ci siamo visti praticamente dove lui ha il suo laboratorio, detto studio da lui. E mi ha aspettato là e dopo abbiamo preso un caffè nel bar di fronte e mi fa saliamo in macchina che parliamo. E siamo saliti nella mia automobile e lui mi fa Sergio, senza la Lilli io non posso vivere, ho 560 euro al mese. E sta roba qua a me sono rimasto malissimo. Ho detto, ma cosa ti importa, Sebastiano? Ma cosa ti importa appunto della pensione? Vediamo di cercarla prima, no? Sì, dopo ha lasciato, ha glissato, gli dissi andiamo a mettere delle fotografie, non so, nei capolinea degli autobus, nelle stazioni, vediamo di cercarla assieme proprio. Sì, faremo, e invece non abbiamo fatto niente. Il giorno dopo, tra l'altro, al telefono di sera gli dissi guarda che mia figlia ha mandato una mail a chi l'ha visto e là appunto si è arrabbiato, ha gridato e non ci siamo più parlati. Sebastiano si è arrabbiato perché mia figlia ha chiesto aiuto a chi l'ha visto e invece di dire andiamo a cercarla, vediamo, facciamo assieme, si è arrabbiato. 3 dicembre la polizia trova quella borsa nell'armadio, e quella con le mappe, no? Sì. E l'unica cosa che io avevo ben precisato da subito, che quella borsa il giorno 14 io e il mio compagno là nell'armadio non c'era. E fino qua, cioè, non era un problema per nessuno. Dopodiché, quando Lilli verrà fuori che morirà e che insomma riesco a contattare Sergio, lui si parla appunto della borsa che io ho detto, sai, io non ho visto sta borsa, no? Ma perché nasce quella borsa? Perché alla fine la storia è questa, Liliana comunque nella sua uscita ha una borsa nera. Però alla cena il lunedì sera, quando si trovano con gli amici, lei aveva quella borsa, così disse e confermò il marito. Solamente che io il lunedì successivo alla scomparsa di Liliana non mi davo pace, quindi avevo telefonato alle persone della cena, a una, perché avevo cominciato da là, soprattutto alle donne che erano 2, per chiedere se si ricordavano come era vestita Lilli e che borsa avesse. Perché io quella sera del 14 pomeriggio avevo chiesto a Sebastiano, ma ieri sera quando siete venuti a casa, cosa avete fatto, dove avete messo? E insomma, non so, sono confuso, non ricordo, sono confuso. Non ho capito bene perché Sebastiano il martedì pomeriggio era confuso, visto che lui pensava addirittura che la moglie fosse andata a mangiare la pizza. Comunque fatto sta che io chiamo la proprietaria dell'appartamento, insomma, dove hanno fatto la cena e mi dice l'unica cosa ricorda il marito che ha messo dei coltelli dentro in quella borsa là. Quindi torno come un razzo da Sebastiano e gli dico, ma scusa, no, non ti ricordi questo, non ti ricordi quello e non ti ricordi che hai messo i coltelli dentro nella borsetta di Lilli la sera prima? E quello che mi aveva veramente colpito è che non è che ha detto, oh la miseria, non mi sono ricordato, ma veramente come non mi sono ricordato? Dice, e tu come lo sai? Dico, guarda che so molte più cose di quello che pensi. Io quella mattina non ho proprio comunicato con Liliana. Io ho mandato alle 17:37 un messaggio a Liliana dopo che il mio compagno è ritornato a casa dalla conversazione con Sterpin che si sono trovati in centro città e lui è tornato a casa piuttosto in ansia dicendo che questo Sterpin è l'amante di Liliana, cosa che sono cascata dalle nuvole, cosa che era cascato lui dalle nuvole quando si sono incontrati, però lui che è una persona comunque molto tranquilla e abituato anche per lavoro a non andare in ansia, eccetera, veramente lui mi ha preoccupato. Quindi ho detto cosa facciamo? Cerchiamo di comunicare in qualche modo con Liliana nel modo più semplice possibile. E le ho scritto un messaggio, un regalo per te. Sterpin e il mio compagno Salvatore si incontrano verso le 4:30 in centro città. E lui gli spiega che lui è l'amante di Liliana e che fra pochi giorni lei se ne sarebbe andata da casa per costruirsi una nuova vita. Quando ritorna salvo a casa il mio compagno mi racconta tutto questo fatto, casco dalle nuvole, ripeto perché non sapevo nulla, comunque ho detto senti qua bisogna fare qualche cosa, l'unica cosa
saggia che possiamo fare è anzi mando io un messaggino alla mia amica e le dico: senti, ho un regalo per te, eravamo fra l'altro sotto Natale e come sempre ribadisco, non era un messaggio né di ansia, non era un messaggio di ordine, non era un messaggio di alcun tipo, era: Liliana, ho un messaggio un regalo per te. E magari lei, speravo logicamente che venisse a casa nostra su e magari mi avrebbe mandato anche a quel paese dicendo fate gli affari tuoi. Sarebbe stato molto meglio che mi avesse detto fate gli affari tuoi. Ecco, la verità è questa. Dopodiché, però, dopo le 17:37 che mando, dopo pochi minuti mi chiama Sebastiano e mi dice: guarda che Liliana non è a casa. Ah, dico, beh, ma non Che ti ore preoccupare, sono? oggi, domani mattina, non è niente di che. Che ora era? 17:45 circa, 17:45, minuto più, minuto meno. Però no, dice, non è tornata a casa, sono preoccupato, scendi giù per favore. Proprio il per favore mi ha colpito. E dico, vabbè, scendo, è sceso anche Salvatore, ha detto è meglio che vengo anch'io. E siamo scesi, quindi lui ci accoglie preoccupato che la moglie non è rientrata a casa. Dopodiché io parlo, innanzitutto dico a Sebastiano, aspettiamo un po', chiacchieriamo, cerchiamo di comprendere qualcosa da lui, ma lui rema contro. E mi rendo conto, ma lo dico da sempre, che lui parla di sua moglie come di una persona estranea e quello mi ha fatto fermare di poter dire qualche cosa in più. Certamente non avrei mai detto dell'amante, ma avrei magari detto che aveva un impegno o altre cose. Se prima non accettavo il fatto che Starpì mi avesse detto che è l'amante, quindi ero comunque sulle mie, perché dico cosa racconta sto qua, magari racconta balle. A quel punto sono andata di là, ma nel momento in cui ho parlato con Sebastiano veramente l'ha iniziata la mia grossa preoccupazione che qualcosa non torna. Eppure c'era stata una frase di Liliana che poteva farti capire che c'era qualcosa che stava per cambiare nella sua vita. Tengo duro, Finisce manca poco, tutto. solo che non ho percepito. Sebastiano prima ha fatto un disastro coi video della GoPro, poi è andato a proporli anche alle TV scherzandoci sopra. Quel giorno anche insisteva un po' su sto fatto se potevano essere gli originali video, poi stanno emergendo tantissime cose. Primo appunto che si parlava che ha dichiarato per la verità a SIT il signor Sebastiano che lui appena comprato quella GoPro 9 i primi di dicembre e onestamente lascia perplessi che abbia fatto intorno ai 450 filmati in poco tempo, perché insomma non era tutto il giorno in bicicletta, ma quello che, a parte questo, che comunque non sono un perito ingegnere informatico, quello che mi sono sempre chiesta, allora lui giustamente dice già in vari sia interviste che altro, che lui dice alla moglie la mattina che poi andrà a fare, dopo i coltelli, andrà a fare un giro in bicicletta. Io quello che mi chiedo è, quando lui alle 9:13 raggiunge il magazzino, risulta che praticamente il magazzino non ha consumi, soprattutto nell'ultima ora, quindi ha un buco di 3 ore, ma a parte il buco di 3 ore, quindi diciamo che ci dovrebbe forse, non a me, ma sicuramente agli inquirenti spiegare cosa ha fatto in quelle 3 ore. Ma poi nel pomeriggio lui ritorna e becca la linea tranquillamente. Quello che vorrei dire, legandomi al punto dopo al suo giro, e faccia conto che alle 9:13 lui dovrebbe essere arrivato lì del magazzino o studio, come lo chiama lui, ma sappia che in quella via praticamente si tramandano da padre in figlio un parcheggio perché non esiste. Allora gli inquirenti gli fanno la domanda dove ha parcheggiato, non si ricorda. Ma quello che mi stupisce ancora di più, le dico francamente, è che gli inquirenti non gli hanno almeno chiesto dove poi ha ritirato, perché lui dice io nel pomeriggio del 14 dopo il mio giro sono andato a ritirare la macchina. Io credo che lui non possa aver parcheggiato là in seconda fila e essere andato via con la bicicletta. Una cosa, conoscendo Sebastiano e anche essendo uscita molte volte con loro in bicicletta, quello che io voglio dire, e sarà una stupidaggine ma non è così,
Come mai Sebastiano, che aveva già deciso di fare quella mattina il giro, come dice almeno lui, come mai lui non ha l'attrezzatura da bicicletta e soprattutto almeno il caschetto da bici? E mi creda, come era vestito, per lo più lui usava andare in moto. Quando c'erano belle giornate, con quel giubbotto, quello eccetera, anche sul percorso del Carso è difficile, lui non è mai andato senza il caschetto della bicicletta. Per molto tempo Sebastiano mette il suo giro in GoPro agli inquirenti, facendo sì che le telecamere di Trieste, che avrebbero effettivamente potuto confermarlo, venissero perse perché sovrascritte. Ma perché lui non è che ha detto immediatamente io ho i video. E tra l'altro i video li porta lui, cioè glielo chiedono a SIT e lui dice li ho qua nel cellulare. Ma nessuno ha controllato se quei video sono stati in qualche modo tagliati, accorciati. Il video del 12 dicembre, lui in quell'immagine dove vediamo Lilli che dice ciao sono a grado, lui quel video lo ha manipolato, nel senso che Lilli e lui si parlano ed è stato tagliato. Sulla scena del crimine non ci sono tracce di Liliana. Anche la bottiglietta dentro nella borsa non è impronta. Ma ecco, adesso volevo solo specificare. Quel giorno là delle telecamere, si vede la macchina ferma e una volta di Sebastiano e una volta in movimento, ma non si vede mai chi guida, non si vede mai scendere o salire Sebastiano da quell'automobile. Tra l'altro lui arriva nel suo laboratorio alle 9:10 e dalle 9:10 a mezzogiorno e 12 il telefono è spento, non c'è attività, né dati e né internet, niente, proprio il telefono è spento. Anche sui sacchi non ci sono impronte di Liliana, ma allora come ha fatto a usarli? La magia portò, questo non riesco a capire, è impossibile. Praticamente sui sacchi hanno trovato un'impronta parziale guantata e invece impronte papillari, che dovrebbero essere le più evidenti perché la pelle è un po' grassa, indifferente, non c'era niente, proprio pulito. Il fatto dei filmati della GoPro, io sono sicuro, perché mi hanno mostrato altri tecnici non autorizzati, però che io credo che sono manipolati. Su un filmato si vede che proprio lui inquadra un orologio che appunto batte 10 battiti, cioè ore 10, mentre lui dalle 9 alle 12 doveva essere dentro al laboratorio a fare i coltelli. E mi ha detto Riana, che gestisce una pagina Facebook su Liliana, che stamattina aveva pubblicato il mio video San Martino Campanaro, dove si parlava proprio di questi rintocchi, quindi Sergio probabilmente ha preso l'informazione da lì. Speriamo che il giudice adesso che ha richiesto anche queste perizie informatiche che venga appunto controllata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.